Questa trasmissione è offerta da Marmi Carrara. Eccoci qui al punto, Telefriuli, benvenuto al sindaco di Pagnà. Buongiorno. Benvenuto sindaco. Grazie, buongiorno. Ecco, allora, Mazzaro, il sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro, è al secondo mandato, quindi praticamente ha già quell'esperienza tale per poter dare anche giudizi che poi chiederemo sugli utili, eccetera. Un comune di oltre 5.000 abitanti che ha una vocazione anche residenziale molto importante. Bene, qual è la situazione del comune adesso in questo momento di Covid, di pandemia, che comunque sia la situazione... Sia la situazione che c'è in tutto il Friuli. Adesso siamo appena passati per fortuna in zona arancione, qui c'è un po' un allentamento, possiamo da lunedì tornare anche dal parrucchiere o possiamo fare alcune attività che prima non hanno bloccato. Quindi insomma, la situazione insomma, la preoccupazione di tutti i sindaci è proprio improntata al discorso della salute ovviamente in questo momento. È chiaro. Poi il commercio si sa benissimo che langue, no? E quindi avrete preso anche delle... Ci sono alcune attività che indubbiamente soffrono più di altre. Ecco, avete preso anche dato dei benefici, cioè le tasse le avete fermate, non avete aumentato, non so cosa avete escogitato. Allora, noi già l'anno scorso non avevamo alzato nulla, nel senso che abbiamo mantenuto le tasse invariate. E beh, quindi insomma... Era solo aumentata la Tari per l'immondizia, per il discorso perché come lei sa, la Tari non è una tassa comunale, è semplicemente il pagamento di un servizio. L'azienda che smaltisce i rifiuti ci dà un importo, noi quello dobbiamo riversare per legge e tutti i soldi che prendiamo dalla Tari devono essere, siccome un servizio per il cittadino. In base al piano fatto un passaggio. Ecco, i lavori in corso, voi avete dei lavori in corso anche molto importanti, mi riferisco per esempio all'attraversamento della Giovana in questo momento, no? Ci sono dei lavori comunali e dei lavori che gestiti dalla regione, anche se il progetto era comunale. Quelli sulla Giovana sono importantissimi, è un progetto nostro comunale che poi abbiamo dato alla regione che ha finanziato ed è andato avanti per quello che riguarda l'appalto e le opere adesso. Altri lavori che avete in corso, per esempio, non so, nelle scuole, manutenzioni, quello che era il programma elettorale? Allora, sì, lavori più piccoli ne stiamo facendo, sono l'ampliamento del cimitero di Plaino, la sistemazione anche di una buona parte di quello. Poi abbiamo anche dei finanziamenti importanti per quello che riguarda anche le scuole medie, un finanziamento che riguarda sia l'antisismico che l'efficientamento energetico. Un finanziamento regionale molto importante, si tratta di 1.400.000 euro. Questo è in fase di progettazione e poi partiremo con i lavori il prima possibile. E quindi insomma avete già... Ecco, all'onore delle cronache il sindaco di Pagnacco è andato in questi giorni qui perché ha fatto una lettera, un richiamo, una lettera, una richiesta alla dirigente scolastica di segnalare così gli assembramenti, gli atteggiamenti degli studenti, eccetera. È stato molto criticato dalle opposizioni, è stata un po' di polemica, però lo so purtroppo. L'intento sindaco qual era? L'intento ovviamente era quello di porre attenzione a questa cosa, perché insomma le cose tra genitori poi si vengono a sapere nelle varie chat, quindi il mio intento era semplicemente tutelare gli studenti e tutelare gli insegnanti anche, un po' tutto il plesso, perché alla fine se il sindaco si prende delle critiche non importa, l'importante è che queste critiche non vadano all'istituzione scolastica, che deve rimanere sempre integra perché i bambini vanno lì per essere educati. Educazione vuol dire anche rispetto delle regole comunque, quindi quello per me era l'importante, il segnale era quello. Ecco, la scuola come l'ha presa questa sua presa di posizione? Ma insomma, più che altro sono stati alcuni genitori che non l'hanno presa bene, però ovviamente l'intenzione era di tutelare gli studenti e gli insegnanti soprattutto, perché mi rendo conto che se un insegnante dice a un bambino non puoi fare quello, è chiaro che magari il genitore poi si arrabbia e va a dirgli ma chi sei tu per dirmelo? Se glielo dice il sindaco magari forse
Non lo fa lo stesso magari, però perlomeno lo ascolta il sindaco. In Mm. teoria dovrebbe essere così, poi insomma in alcuni casi non succede purtroppo. Ecco, Sindaco, ho visto che insomma è molto decisionista perché ha cambiato il vice sindaco parecchie volte, insomma, cioè chi non fa, insomma, salta con il sindaco di Pagnaco, molto decisione. Questo No, sono vabbè, le non è voci. che ho cambiato diverse volte. Mm, Sinceramente ho cambiato solo una volta io. mm, L'altra volta è successo che ha fatto una scelta di vita, l'assessore che avevo vice sindaco ha scelto lei di rimanere fuori, di andare fuori. È una scelta di vita che comprendo, visto che insomma ognuno è libero, sono scelte anche di tipo lavorativo che vanno messe in mezzo, quindi sì, è sì, indubbio che sempre. se uno fa una scelta di vita non è che lo possa obbligare. Il comune è e deve rimanere una passione, non è un lavoro vero e proprio, è una passione essere amministratore, anche il sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o assessore. Chiaro che all'assessore e al vice sindaco vengono chieste molte più cose che quelle che vengono chieste a un consigliere semplice, perché c'è un lavoro dietro importante da fare e chi fa l'amministratore sa che è un lavoro che impegna, non dico 24 ore, ma quasi, perché non si smette mai di essere o al telefono. Non è solo il lavoro che si fa all'interno del comune, ma è anche e soprattutto tutto quello che viene fatto fuori dopo. Quindi insomma il tempo. A proposito di comune, eccetera, mi viene in mente una cosa. Voi come siete come l'organizzazione della macchina comunale? Avete sufficienti dipendenti per poter mandare No, avanti la siamo macchina? messi malissimo. Ne mancano, no? Ecco. E quindi Siamo pochi comuni. la regione, secondo lei, non potrebbe mandare magari qualche dipendente regionale presso gli uffici comunali oppure è troppo Ma difficile? dopo l'ultima riforma che è stata fatta nel 2017 penso che sia difficile perché quando sono state chiuse le province sarebbe stato facile mettere i dipendenti o nelle UTI o nei comuni, i dipendenti delle province. Invece è stato scelto di portarli tutti in regione e in regione hanno un livello più alto e hanno anche la 14ª cosa che i comunali e i provinciali non avevano. Che i comunali non hanno e i provinciali non avevano. Mm. Quindi passare gli ex provinciali direttamente ai comuni sarebbe stato il passaggio più logico, anche a livello di inquadramento economico e finanziario. Mentre per i segretari comunali l'avete a scavalco, l'avete Il lì? segretario comunale è uno degli altri problemi che moltissimi comuni hanno, perché c'è una carenza di segretari comunali cronica ormai da diversi anni. Noi abbiamo un segretario in compartecipazione con il comune di Pozzuolo, Povoletto, scusi, e a breve anche, che allargheremo a breve anche al comune di Colloredo, perché anche il comune di Colloredo è in grossa difficoltà, non ha segretario e quindi ci chiede a scavalco, e allora tanto vale fare una convenzione, inutile che ogni 2 o 3 giorni debba firmare e il segretario non possa organizzare bene il suo lavoro per poter andare poi a Mm. Colloredo in maniera saltuaria. Tanto vale che faccia le sue 6 ore là e queste 6 ore rinunceremo sia noi che Povoletto, che Pozzuolo, scusi, perché mi confondo sempre Povoletto e Sì, Pozzuolo. sì. Senta, un'altra cosa, allora le UTI sono state archiviate, adesso diciamo così, i comuni sono liberi di fare le convenzioni che vogliono, le comunità che vogliono, eccetera. Pagnacco come è messo? Come ha delle convenzioni, delle entrate comunitarie? Abbiamo seguito dei percorsi per il discorso della comunità, creare una comunità nuova. Però insomma guardiamo anche alla Collinare, che è una comunità con esperienza e che Mm. sicuramente può essere il nostro futuro, come avevo già previsto quando c'erano le UTI. Io avevo Mm. chiesto di entrare nelle UTI Collinare quella volta, poi purtroppo mi è stato negato dalla regione, quando Mm. c'era la selezione. E quindi adesso come siete in sostanza? E in questo momento siamo da soli, stiamo vedendo di fare delle convenzioni per quello che riguarda ad esempio la polizia locale, che anche Mm. quello è un problema non indifferente. Ecco bene, adesso abbiamo visto il nuovo governo, questo governo che in pratica sono tutti dentro, no? Cosa si aspetta il sindaco di Pagnaco? Cioè, voi siete in prima linea, c'è poco da fare, siete in front line e quindi avete bisogno di cose concrete, insomma, no? Mi pare che la pandemia qualcosa ai comuni lo Stato ha dato, come anche la Regione, ma basta questo o ci vogliono delle riforme più incisive, secondo lei? Ma allora ci vorrebbe una riforma più incisiva sicuramente per quello che riguarda gli enti comunali da parte dello Stato. Mm.
Poi sì, il problema ovviamente è anche un problema culturale, nel senso che la gente deve capire che in questo momento la priorità è la salute. Poi dopo torneremo, come ho letto su internet, dobbiamo tornare ad abbracciarci come prima e a socializzare come prima. Magari sarebbe un sogno. Mm. Chi è che non lo vorrebbe? Però bisogna anche parlare un attimino con le persone che lavorano negli ospedali, che vedono le terapie intensive, vedono le sofferenze della gente per quello che riguarda questo Covid. E anche sui comuni e sui territori comunali si vede le persone che purtroppo sono morte o che stanno soffrendo, che sono in ospedale ricoverate. Chiaro che essere rinchiusi come siamo rinchiusi non fa piacere a nessuno, però bisogna renderci conto che ci sono delle priorità. In questo momento la priorità è quella, poi dopo le strette vengono allentate, mi auguro sempre di più. Adesso siamo già in zona arancione, poi ci sarà meno sofferenza. La regione mi pare che ha fatto il suo dovere, insomma, con le risorse che ha. Mi pare che adesso anche i vaccini sono, tra virgolette, liberalizzati, cioè in pratica si faranno, quindi questo darà una mano sicuramente anche alla ripresa economica, anche alla, diciamo così. Certo, speriamo il prima possibile. Ecco, lei che giudizio dà sulla regione così complessivamente? E cosa si sente magari di dire, qualche suggerimento, insomma? Ma indubbiamente, stretti in questa mossa tra i cittadini e lo Stato, la regione è stata in grosse difficoltà. Però secondo me questa pandemia inaspettata da tutti è chiaro che li ha messi in difficoltà. Comunque il mio giudizio è positivo per la gestione, sicuramente sì. Si stanno impegnando e stanno facendo secondo me il possibile. Ecco, sulle aree vaste, diciamo, chiudiamo così, sulle aree vaste le ex province che in pratica ci hanno tolto un po' di identità anche di Serdiù, di Pordenone, Trieste, Gorizia, eccetera. No? Cosa si aspetta il sindaco di Pagliacco? Cioè queste aree vaste, non so, Friuli e Trieste, la sua idea qual è? Beh, quella potrebbe essere una cosa positiva, tornare un po' al passato sotto quell'aspetto. Perché le aree vaste hanno un loro perché, sono intanto elette dai cittadini e danno la possibilità diciamo, di avere un po' più autorità rispetto a quello che sono e saranno le comunità e sono state soprattutto le UTI. Nel senso che una provincia può decidere delle cose che magari vari comuni non riescono a decidere perché non si mettono d'accordo, perché poi magari ci sono dei confini, metà da una parte, metà dall'altra, e ci sono questi campanilismi che la provincia invece riusciva a superare. Che Parlo bloccano. di Bene, pare... bloccati dalla provincia in questo caso, sì. Quindi io credo che potrebbe essere una soluzione positiva a tornare all'antico, anche perché le province sono state eliminate nella realtà, ma sono rimaste sulla carta. Nel senso che io quando guardo i vari comuni, vedo comune di Pagnacco, provincia di Udine, lo vedo ancora scritto, dappertutto. Oppure stessa cosa vale per il triestino, per il goriziano e il pordenonese, uguale. Perché in ogni caso questo rimane rimasto. Quindi bisognerà vedere. Manca a noi amministratori, manca la provincia. Quello sì. Ecco, ma il dibattito vedo che non è decollato in sostanza, il dibattito sulle province. Vedo che il dibattito non è decollato forte, non c'è stato questo confronto fra comuni e amministratori regionali, per esempio, no? Questa è una cosa che deve partire dalla regione, però, il fatto perché ci sono delle leggi regionali che vanno... Chiaro che il terremoto creato dall'abolizione delle province lo stiamo subendo ancora oggi. Siamo ancora in fase di ricostruzione, non è facile ricostruire, sicuramente non è facile. Abbiamo provato noi nel 76 come regione. È difficile, ma insomma ce la possiamo fare, secondo me. Chiaro che bisogna essere tutti quanti uniti e non rimanere ancorati al discorso mi hai chiuso le UTI e io adesso ti faccio il muro, contro muro. Chiaro che bisogna avere una mente più aperta e cercare di capire qual è il bene veramente per la nostra regione. Bisogna però collaborare e non dire di no a prescindere. Le critiche vanno bene, ma solo se sono costruttive. Bene, allora con questo augurio del sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro, che io ringrazio per la sua partecipazione, grazie al tempo che ci ha dedicato, la saluto, la ringrazio ancora, tanti auguri a lei, alla sua amministrazione e a tutti i cittadini di Pagnacco. Grazie e buon lavoro anche a lei, grazie.
Questa trasmissione è stata offerta da Marmi Carrara.